for me, come for me, come for me, come for me. Come for me, come for me, come for me, come for me. Quanti anni hai? 25. Ed eccoci qua, mi trovo con Corrado, 25 anni, di Trapani, che oggi si è presentato qui a Stranamuro Siciliano perché? Perché Corrado ha intenzione di presentarsi al Grande Fratello, Sì. come concorrente. Sì, come concorrente del Grande Fratello. Allora, Corrado, io ti voglio fare un'intervista, come mai hai pensato di presentarti? Perché mi vorrei fare conoscere con questo Grande Fratello, non è per forza diciamo che vorrei vincere, diciamo, per farmi conoscere lì nella casa. Per farti conoscere da tutti. Sì, per farmi conoscere da tutti. Da tutti, diciamo, da tutta l'Italia. Non è diciamo. Esatto. Aspetta un attimo. Ed eccoci qua, mi trovo con Corrado, 25 anni di Trapani, che oggi ha deciso di presentarsi a Stranamuro Siciliano. Perché? Perché lui vuole fare il provino del Grande Fratello. Ciao Corrado. Ciao a tutti. Allora Corrado, innanzitutto mi devi rispondere ad alcune domande. Come mai hai deciso di presentarti al Grande Fratello? Sì, mi sono deciso a presentare il Grande Fratello perché mi vorrei fare conoscere diciamo, in tutta l'Italia. Per farmi presentare lì, diciamo, non è forse diciamo, che dovrei vincere lì nel Grande Fratello, ma per farmi diciamo, far conoscere in tutta l'Italia. Esatto. Tu lo sai quando saranno i casting? No, Non lo sai. No, non lo Quindi so. hai fatto tu questa intervista per farti conoscere che tu sei intenzionato a partecipare al Grande Fratello. Sì, sono intenzionato. Ti voglio fare un'ultima domanda, la domanda cruciale. Come mai dovrebbero scegliere te? Perché diciamo, uno perché sono disoccupato. Per prima cosa. Questa è la cosa importante. Sì. E per farmi conoscere il mondo dello spettacolo. Quindi ti piace il mondo dello spettacolo? Sì, diciamo attualità, niente di particolare. Che cosa viene prima? Perfetto. Come pensi di comportarti quando sarai dentro la casa del Grande Fratello insieme agli altri? Mi comporterei come me stesso, senza nascondere niente, senza nascondere niente e dire sempre chi sono gli altri. Perfetto. Va bene Corrado, questo è tutto, adesso io ti darò il microfono e ti farò fare il provino, proprio devi parlare tu stesso, ti devi presentare, devi dire che vuoi partecipare alla casa del Grande Fratello. Può darsi magari che chi ci sta guardando in questo momento decida, dice sto Corrado mi fa simpatia, lo voglio chiamare. Noi in questo speriamo, va bene? Allora ti do il microfono, in bocca al lupo. Ok, grazie. Allora, io vorrei partecipare a questo Grande Fratello perché mi vorrei fare conoscere lì in tutta l'Italia. No, non per altre cose, no, normalmente perché sono sia disoccupato e non trovo lavoro, magari anche per farmi conoscere nel mondo del lavoro, ma accetterei qualunque cosa, non per altro. Ma sperando che entro in questa casa, anche pure se non entro, per dire mi faccio vedere qua in questo video. Per far vedere chi sono. Niente, di me io sono un carattere semplice, sincero con gli altri, e vedere sono sempre disponibile, non, diciamo, mi piace stare in compagnia con le persone, niente di particolare, e sono anche pure fidanzato da 3 anni. Diciamo che un giorno che mi vorrei far sistemare, diciamo, partecipando in questa casa, o sono anche pure nel mondo del lavoro, niente di che. Se mi volete contattare come possono fare? Allora, se mi vorrete contattare potete farmi tramite Facebook
corre il Roman, o se no c'è anche l'altro mio profilo che corre Cucciolo, o se no al mio numero telefonico 327 36 66 130. Che potete vederlo sotto nella descrizione del video. Il tuo numero lo posso vedere? Sì, il mio numero vedete sopra impressione, diciamo qua nella scritta. Per cui aspetto una vostra chiamata. Per cui aspetto la vostra chiamata, sperando sempre. Baci a tutti, ciao ciao. Oh yeah!